Eccoci, benvenuti sul pomeriggio special di Io Compro Siciliano. Sono Norma e tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18 avremo questo appuntamento davvero special. Il lunedì parleremo con la rubrica La cucina dei ricordi, il martedì nutrizione e benessere, il mercoledì lo sport e salute, il giovedì moda e tendenza e il venerdì i viaggi di Io Compro Siciliano. Detto ciò, vi aspetto e iniziamo subito con la rubrica La cucina dei ricordi a cura dello chef Mariano Carbonetti. Facciamo entrare. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Norma. chef. Benvenuto. Buonasera. Benvenuto anche a te. È il nostro primo incontro e quindi piacere di conoscerti. Bene, bene Norma, faremo una bella passeggiata attorno per la nostra bellissima regione. Ogni giorno visiteremo ogni giornata, il famoso nostro lunedì, viaggeremo per una nuova provincia, in maniera appunto da essere tutti insieme. Io voglio farti subito una domanda. So che sei stato premiato 2 giorni fa, hai avuto un riconoscimento. Parlacene al pubblico di Io Compro Siciliano. Allora, intanto ti ringrazio di avermelo ricordato, di averlo ricordato ai nostri utenti, chiamiamoli. Cos'è? È praticamente un riconoscimento di custode dell'identità territoriale che mi è stato attribuito dalla Libera Università Rurale Saperi e Sapori, che è gestita dal dottor Nino Sutera. È una organizzazione che ha lo scopo di evidenziare tutte quelle che sono le tipicità locali delle varie province attraverso il sapere appunto di ciceroni. In questo caso i ciceroni sono quelli che sanno raccontare e che continuano a tramandare le tradizioni di ogni singolo posto. È una cosa bellissima. Benissimo, è bellissimo. Complimenti da tutto lo staff. Siamo davvero lieti di averti con noi. Grazie. Oggi parleremo della cucina dei ricordi. Abbiamo uno chef davvero eccezionale. Vuoi invitarlo? Magari abbiamo un grandissimo chef, uno chef che ha saputo da sempre valutare e rivalutare i piatti dell'antica tradizione siciliana. Anche lui fa parte, ha avuto lo stesso, è stato insignito dello stesso riconoscimento che ho avuto io. Allo stesso tempo fa parte anche di un famoso gruppo di discepoli d'Escoffier. Quindi tutti super chef. Tantissimo per la nostra terra e per le nostre tradizioni. Quindi se mi permetti vorrei un attimino fare un piccolo cappelletto iniziale su quella che è la provincia di Agrigento, ma semplicemente così per valutare quelli che sono la storia della città. Agrigento, certo. Il nome sappiamo benissimo, deriva dal greco akragas, anche se non fu fondata appunto da una colonia greca di Rodi, che si era stanziata presso la vicina città di Gela, attorno al 581. Successero successivamente nuove popolazioni, arrivarono infatti durante le guerre puniche dal 246 al 146 a.C. arrivarono i romani che la conquistarono e la chiamarono Agrigentum. Successivamente gli arabi furono presenti anche sul territorio agrigentino e gli diedero il nome di Kerken o Gergend. I normanni successivamente la ridenominarono ancora una volta Girgenti fino al 1927, quando mantenne questa denominazione attuale di Agrigento sotto il regime fascista. Qual è la particolarità di Agrigento, Norma? La particolarità di Agrigento è che la sua posizione fa in modo di essere una provincia ricchissima sotto il punto di vista culturale e ovviamente anche enogastronomico, perché ha tante peculiarità, utilizza le tecniche di produzione e i prodotti della costa, ma allo stesso tempo sposa bene anche quelli della montagna e dell'entroterra. Quindi avremo sempre completa, dove vengono utilizzate dalle verdure fino
ad arrivare al pesce. Allora, questo è un piccolo preambolo che volevo fare prima di introdurre il nostro grande chef, lo chef Gianluca, che possiamo, se vuoi, accogliere. Va benissimo, allora dalla regia chiamateci lo chef Gianluca Interrante. Ciao a tutti, buonasera, buonasera, come va? Buonasera. Guarda Mariano, benvenuto. ho messo la giacca che più rappresenta la mia provincia, l'arancio dell'arancia di Ribera. Questo è proprio il periodo dell'arancio, dove l'arancio proprio lo trovi sull'albero ed è una cosa spettacolare. Inoltre l'arancione, l'arancia, dà il nome alla famosa arancina, mi raccomando. Arancina. Di cui ieri ci siamo un po' ingozzati, diciamo, dai, abbuffati. Sì. L'arancina, arancina o arancino? Io la chiamo arancino, però non si chiama arancina, arancino, uguale. Vabbè, tu basta che la mangi. Non ci siamo, Mariano, non ci siamo. Arancina è sempre buona. Ok, va bene. Allora, Norma, con Gianluca abbiamo fatto, già ci siamo incontrati già qualche mese fa, abbiamo parlato già inizialmente di quella che è la gastronomia di Agrigento. Abbiamo già nominato qualche piatto, ad esempio abbiamo parlato dell'uova murina, abbiamo parlato anche dei cavatelli all'agrigentina e abbiamo accennato anche ai due piatti che hai proposto tu, Gianluca. Ne vuoi ricordare? Sono il gambero rosa di Mazzara. Di sciacca, gambero rosa di sciacca. Ho fatto questo è un piatto mio che ho un po' creato con il gambero rosa, da servire crudo, battuto, con tutti gli elementi tipici della mia provincia, come il cappero di Pantelleria, l'acciughina di sciacca, e poi l'altro piatto è la sogliola alla saccenza. Sono dei piatti, diciamo, mele a cui sono legato perché sono appunto delle mie città a sciacca. Però, come dicevi tu poco fa, Agrigento ha una storia millenaria, parliamo di 2500 anni. Infatti volevo proprio rimarcare, no? Scusate se vi interrompo. No, vai, anzi, bello. Volevo proprio annunciarvi questo, che prima di stuzzicare il palato, a me e agli amici di Io Compro Siciliano, volevo rimarcare l'importanza della storia, perché ad esse sono collegati tanti piatti. Ah sì, assolutamente, come dicevo, 2500 anni di storia. Agrigento purtroppo ahimè è considerata l'ultima provincia d'Italia in termini di qualità di vita, però in realtà in termini di cibo per me è una delle top 5 province d'Italia. Abbiamo dei prodotti, una cultura, una storia che lega la gastronomia incredibile. È una cosa proprio inimmaginabile. Ci sono dei piatti di cui parlerò tra poco che si legano a delle storie arrivano veramente da 2500 anni fa. Gianluca, perdonami, allora tu lo sai che la provincia di Agrigento possiede 43 comuni, giusto Gianluca? Non voglio sbagliare, 43 comuni, ognuno con degli specifici piatti, che proprio in questo periodo natalizio si esplodono negli occhi e negli avventori, appunto, che riescono a gustarli. Gianluca, che ne pensi? Ne facciamo un giro su qualche piatto tipico natalizio? Volentieri. Iniziamo, sì. Oggi dico la verità, oggi ero con due storici chef della provincia di Agrigento, il mio caro amico Giovanni Montemaggiore, grande Giovanni, di cui facciamo parte dell'associazione Discipoli del Scoffia. Questo è il nostro simbolo, non so se si vede. L'associazione Scoffia l'abbiamo creata proprio quest'anno, Scoffia di Sicilia però, ed ero anche insieme al grande chef Tonino Butera, e quindi gli ho stuzzicato un poco la memoria su alcuni piatti particolari, e Tonino ha parlato di questo piatto che si fa a Realmonte, che si chiama Coggia Chisaddi. Coggia Chisaddi. Con le sarde. No, colla non è proprio Coggia come qualcosa che legato. Che lega, che unisce. Infatti non è altro che una unita, infatti non è altro che una specie di frittella, possiamo chiamarla, fatta con le sarde, che viene appunto fritta nell'olio extravergine d'oliva, che in questo periodo si utilizza lì a Realmonte, e che grazie all'aiuto di Tonino è diventata anche un prodotto agroalimentare tradizionale, quindi una PAT. Poi altri piatti che abbiamo qui famosi in questo periodo specialmente sono il macco di fari.
Macco di Favi che si utilizza in quasi tutta la provincia, però a Raffadali ne hanno fatto un'arte, appunto cos'è il macco? Il macco non sono altro che le fave secche che vengono messe a bagno la notte prima, cucinate lentamente e poi quando diventa molto denso, quasi come una polenta, si mette a riposare, si metteva una volta a riposare coperto dall'olio. Questo perché durante la settimana le nonne, le mamme prendevano uno spicchietto di questo macco, sott'olio veniva quindi conservato, non prendeva aria, non andava male, e lo friggevano con l'olio d'oliva. A E mo' di infatti, panella, diciamo, Gianluca, no? bravo, molto, molto simile alla panella. E infatti anche il termine macco, da cosa viene macco? Viene dalla parola ammaccari, perché Ecco, me lo stavo proprio chiedendo, infatti. per fare le fave, dopo che venivano cotte, venivano schiacciate, quindi ammaccate con la forchetta. Ah, ecco. Allora, una cosa importante, vorrei fare conoscere a Norma, perché lei è Sì. una intenditrice anche di cucina siciliana, gli piace la cucina, più che altro secondo me gli piace mangiare. Glielo vogliamo ricordare cos'è ad Aragona fanno un piatto particolarissimo, ti ricordi Gianluca? È il tiano. Ah sì, una specie di sformato, mi sfugge il nome in questo istante. Tiano, Tagano d'Aragona. Piano, sì, è una sorta di sformato. In realtà non l'ho mai mangiato perché non mi è mai capitato di andare in quelle zone. Io sono un po' più... provare. Sì, Allora, sono un po' più marittimo. Gianluca, una cosa ecco. che a me mi ha dato molta curiosità è il fatto che questo piatto viene preparato all'interno di un coccio di terracotta, no? Sì. Viene sigillato e chiuso, cotto al calore dei carboni. Ok, quindi Sì. ha tutto il tempo per maturare, per assaporare, per prendere il gusto di tutti gli elementi che lo compongono e alla fine fuoriesce questo piatto eccezionale che ad Aragona ha una particolare funzione. Bene, chef, io prima di continuare, perché mi state facendo venire una fame pazzesca, immagino anche a tutti gli ascoltatori, e volevo ricordare che sul sito www.iocomprosiciliano.com possiamo trovare delle ricette, proprio nella sezione ricette, vero caro chef Mariano? Certo, certo. A cura, proprio sì. a cura di Mariano Carbonetti, dove sì, allora, ci possiamo dilettare. Sì, perfetto, Norma, una cosa importante ci tengo a dire che questo progetto delle ricette ne fanno parte anche i nostri collaboratori, cioè praticamente anche Gianluca, ad esempio, ha inviato delle ricette, abbiamo selezionato con lui delle ricette e fanno parte integrante di questa raccolta. Quindi sono tutte sì, sono dello chef Mariano Carbonetti insieme ad altri chef. Ok, perfetto. Diciamo che seleziono quelle che sono le migliori insieme ai nostri grandissimi professionisti che ci aiutano in questa cosa. Devo ovviamente provare a farla a casa qualcuna, devo certo, mettermi là sul sito. Diamo la possibilità alla gente di dare l'input per poterli provare e Gianluca ne ha messi veramente di buoni, quindi è da provarli. Grazie. Allora, Gianluca... Bene. In questi giorni ne sceglierò qualcuna, poi vi faccio sapere, cari chef, Poi se sono bravo. volevo parlare di un altro piatto a me caro che ho un po' scoperto grazie alla mia amica Anna Martano. C'ho questo suo libro qui che è uno dei miei libri preferiti, Il diamante nel piatto. Ci sarebbe da parlare un'ora su questo libro e su Anna, che saluto calorosamente. Salutiamola, un piatto noi. molto particolare che lo trovi un po' in tutta la Sicilia, ma originato in Agrigento. Il piatto si chiama Puppetti Ricchi. A tanti le conoscono come polpette in agrodolce. Questo piatto si dice sia arrivato in Sicilia con la cacciata delle amanti. E la storia praticamente racconta che i soldati maltesi, i cavalieri di Malta, essendo che combattevano e diciamo, vivevano una vita non molto agiata, le loro famiglie del nord, quindi parliamo Francia, Germaniche, Inghilterra, mandavano delle amanti per alleviare le loro sofferenze. Questo fu sopportato dai vari cavalieri, dai vari gran cavalieri per tanto tempo. A un certo punto, intorno al 1500-1600, Papa Bonifacio, non sbaglio, decise di cacciare via queste donne che non davano una bella impressione per la Chiesa. E quindi alcune di queste donne, per non allontanarsi troppo dai propri amanti, andarono ad Agrigento. Ad Agrigento portavano con sé i loro cuochi, perché queste non erano delle semplici, diciamo, donne così, erano delle nobili donne anche, perché cercavano di
diciamo, di entrare in queste altre famiglie nobiliari. Quindi arrivarono a Agrigento queste nobildonne con i loro chef del nord e portarono altre ricette nuove. Una di queste è proprio queste polpettine fatte in agrodolce. Si chiamano polpette Sono fatte fricchi. di carne, Gianluca? Sì, fatte con la carne, però c'è degli ingredienti, diciamo, costosi, come il pistacchio, la cannella, il cioccolato, e poi cotte in aceto, zucchero, quindi in agrodolce. Quindi sono delle poppette che hanno un costo esoso che, diciamo, la gente comune non poteva permettersi. Gianluca, Poppette fricche. una cosa importante, invece facciamo il contrario, ogni volta chiediamo noi ai nostri ospiti, ma lo chiediamo a Norma qual è il piatto dei ricordi per lei? Cos'è che ti ricordi da piccola che mangiavi nel periodo di Natale, Norma? Dai, faccelo sapere. Guarda, ricollegandoci alle polpette, no? Perché parlavano lo chef Gianluca Interrante proprio delle polpette, anche per me il piatto dei ricordi è le polpette fatte col sugo, quindi con la salsa. Buone, buone. Mi ricordo Questo mia è un nonna. piatto, ecco, che ricorda proprio la nonna, sì, esatto. Metteva anche i pezzettini di cotica e le patate, mamma mia. Esatto, ma io voglio farvi una domanda, anzi allo chef Dai. Luca Interrante che oggi è con noi. Se vuoi racchiuderci la tua cucina in 3 parole. Stagionale. Ok. Poi fatta con amore. E poi, non so, l'ultimo, non saprei, distinto anche, distinto, no, più distinto, che appunto viene il mio istinto, perché io mi piace aprire il frigo, magari vedere delle cose diverse e creare un piatto. Io credo però che quando c'è l'amore, no? Perché tu hai detto appunto fatta con amore, sì, quindi la quello cura soprattutto. della cucina. Passione, l'amore. Vedi, quando crei un piatto e non ci metti un po' di amore, perché non si cucina mai per se stessi, si cucina per gli altri. È vero, quindi se tu cucini con amore, cucini bene. Perché il cibo della mamma, della nonna è sempre così buono? È più buono E anche di rimane quello nei mio. ricordi. Perché? Perché loro non cucinavano soltanto per sfamare, cucinavano anche per i propri cari, per amore, quindi trasmettevano questo amore al cibo. Spesso i cuochi professionisti, ahimè, io ne faccio parte, tendiamo a cucinare per mestiere, non per amore, quindi cuciniamo in un modo molto, diciamo, distaccato. Invece quando si cucina pensando a chi mangerà questo cibo, a come servirà per rifocillarsi, come dare delle sensazioni, allora quel cibo sarà buono perché trasmetti qualche cosa. Esatto, sono pienamente d'accordo. Sì, vai, Norma, Mariano. scusami, volevo aggiungere una cosa importante a quello che stavi dicendo lo chef Gianluca. È vero questa cosa che ha voluto sottolineare, che fare una cosa per passione e fare una cosa perché la devi fare per professione a volte può essere differente. Ecco perché alcuni di noi, e io penso di farne parte di questi gruppi, amo più lavorare nei piccoli ristorantini, quelli piccoli dove ti puoi veramente innamorare di quello che fai e puoi fare innamorare attraverso il tuo lavoro anche i commensali, quelli che si siedono a tavola. È bello uscire con la cucina e andarsi a informare con la coppia o andarsi a informare con la coppietta di nonni. A me è capitata una cosa che è troppo graziosa. Ho dovuto rifare un piatto tipico della tradizione a una coppia di signori anziani e mi hanno abbracciato, erano felicissimi. Non era il periodo del Covid, però ci potevamo abbracciare ed è bellissimo. Per una volta si sono invertiti sì, è vero, i nonni. È veramente bello. Gianluca, hai perfettamente ragione di quello che dice Gianluca, perché è vero. Hai perfettamente ragione. Anch'io nell'ultimo anno ho un po' lasciato, diciamo, la ristorazione di massa, non di massa, ma gli hotel, i grandi ristoranti, per concentrarmi un po' sul mio progetto, perché è proprio quello di condividere la cucina siciliana, specialmente con i turisti, ma anche con i locali. Mi piace cucinare per poche persone, 5, 6, 10 al massimo, perché mi piace cucinare anche dal vivo, perché mentre cucino loro mi guardano, posso trasmettere la mia passione, posso raccontare delle storielle come abbiamo fatto adesso, il perché facciamo una cosa in questo modo, perché si dice Macco, dico è divertente. Esatto, sì, divertente. sì. Poi vedi la soddisfazione delle persone mentre mangiano. Una domanda, chef Gianluca, ma se appunto un piatto che consiglieresti a un turista, se dovesse appunto trovarsi lì da te, quale consiglieresti? Magari un piatto che ami fare, uno squisito? Sì, un piatto che amo fare tanto è
il polpo grigliato, dove il polpo viene lessato, non la solita insalata di polpo, diciamo, il polpo viene lessato e poi i tentacoli, anche la testa tagliuzzata, viene resa croccante in una padella molto calda. E così si ha, diciamo, un modo di mangiare il polpo diverso, dove tutti sono abituati a mangiarlo sempre bollito, così lo mangi con la crosticina. Normalmente mi piace servirlo con delle patate semplicemente lessate, un filo d'olio buono, un po' di origano. Una cosa proprio semplice, molto siciliana. Semplice, perdonami, una cosa per gli amanti invece di quelli che amano il dolce, che attribuiscono al dolce la cosa più buona del periodo delle feste. Qualcosa che ti salta in testa in questo periodo di dolce che fate nella tua provincia? Diciamo, rispondo alla tua domanda che non mi hai fatto oggi, qual è il piatto del ricordo? Appunto, sono... Però coincide la tua risposta, sono i cucciddati. Per noi è Sciacca, la maggior parte delle città di Agrigento, i cucciddati sono dei biscotti di pasta frolla che una volta, 15 giorni prima di Natale, le nonne, le zie si riunivano tutte insieme e facevano i cucciddati, impastavano questa frolla, riempivano questa frolla con una marmellata di fichi o la zuccata, che è la marmellata fatta con le zucchine, quelle lunghe verdi, che si faceva d'estate naturalmente questa marmellata, e quindi facevano questi biscotti di frolla che poi venivano pizziati, avevano questi coltellini e facevano dei disegnini con la frolla. Questi biscotti poi venivano infornati nel forno a legna naturalmente, e ho di questi ricordi di quando andavamo in campagna con mio padre a trovare le zie, la nonna, e facevano, diciamo, 5-6 zie, mamme, cugine grandi, che facevano questi biscotti, e l'odore di zucchero, di pasta di fichi, della legna, è una cosa spettacolare, proprio un ricordo. Ovviamente i cucciddati li facciamo anche noi nella zona di Palermo. Sì, infatti, in tutta la Sicilia passa. Li ritroviamo riproposti un po' in tutte le 9 province siciliane. Ma da voi, ad esempio, c'è della cioccolata, pezzettini di cioccolata o per ispessire quella che è la consistenza del ripieno interno, cioccolato? Noi, ad esempio, mettiamo le noci, le mandorle tritate, cerchiamo di arricchire ancora di più quella che è la consistenza interna della farcia, no? Sì, in realtà diciamo sì, vi è aggiunto tanto, però parlavo con mia nonna qualche giorno fa, appunto parlavamo di ricette così antiche, perché mi preparavo un po' mentalmente a questa trasmissione, perché sai, uno si prepara anche, e dicevo, nonna, ma una volta come si facevano questi biscotti? E lei mi raccontava, una volta lo zucchero era una comunità molto costosa, quindi non mettevano la marmellata di fichi, andavano a mettere dei fichi esticcati che tagliuzzavano e mettevano dentro i biscotti. Anche la frolla non era dolcissima, per lo stesso motivo. Recuperavano lo zucchero con la frutta dolce. Sì, con i fichi essiccati che erano dolci. Poi naturalmente oggi nell'epoca moderna si tende ad aggiungere pezzettini di cioccolato, le mandorle, i pistacchi. In questa zona noi a Raffadali abbiamo delle mandorle e dei pistacchi che non dico sono superiori a quelli di Bronte, perché quelli sono più pubblicizzati, ma sono molto molto buone. Sono dei pistacchi, delle mandorle con una lunga tradizione. Infatti alcuni dei nostri dolci più importanti hanno le mandorle. A Sciacca abbiamo, come sai, l'uovo morina, le cucchitelle, tutti i dolci con le mandorle per l'appunto. Gianluca, scusami, ma se tu devi preparare un dolce per la nostra Norma, che dolce gli proporresti? Per Norma? Vediamo. Perché Norma è un nome particolarissimo. Pensaci prima, chef Gianluca Interrante, perché adesso dobbiamo leggere un paio di commenti. Okay. Subito dopo mi dici quale mi consigli. Grande Norma! Leggiamo i commenti. Allora, da Joseph Vincent, in bocca al lupo per la nuova diretta. Quindi grazie da Céline Alcalà. Ed ecco i pomeriggi speciali, bravissimo chef Carbonetti e bravissima Norma, è un piacere sentirti. Grazie mille da parte nostra. Daniele Gambino, in bocca al lupo Norma, grazie Daniele. Grande Carbonetti, vedi chef anche per lei. Norma, una cosa, non ho dato soldi, Non ho pagato. No. Bucchieri Salvo, buonasera a tutti e un benvenuto a Norma, grazie per avermi accolto. Bucchieri Salvo, arancina o arancino, basta che si mangia. E beh, è appunto quello che dicevamo proprio prima, tanto è buona comunque. Céline Alcalà, da voi siciliani è più pericoloso parlare dell'arancino che di politica, vi adoro. Ed è vero, io sono d'accordo con Céline.
Antonino Labasca, buona serata grandi chef, un caro saluto da Firenze, e addirittura anche da Firenze, Antonio. quindi ci seguono da tutto il mondo. Filippo Lembo, buonasera a tutti e complimenti allo chef Carbonetti per il bel riconoscimento ricevuto. Come sempre complimenti al vostro appuntamento con tante ricette e luoghi della nostra bella Sicilia. E continuiamo con Enrico Conti, buona serata a tutti, un saluto da Zurigo e un abbraccio dal mio prof Mariano. Addirittura hai un allievo lì a Zurigo? Sì, Adesso sì. ne parliamo, leggiamo qualche altro. Marzia Monreale, ciao a tutti, grande Norma, grandi chef. Grazie Marzia, lei fa parte appunto dello staff, grazie. Bene, allora dicevamo, dobbiamo parlare sia del piatto consigliato dello chef Gianluca. Voi l'hai già pensato? Sì. Ok, Quindi, ok. sì, già l'avevo in mente prima. E poi voglio parlare anche di altri Perfetto. due dolci particolari della provincia di Agrigento. Però per te, Norma, farei essendo che siamo nella stagione delle arance, io sono vestito in arancio, beh. mi trovo un'arancia in mano, fare una bella torta con una crema d'arancia, che è un dolce, Buonissimo, a me diciamo, piace. della tradizione moderna nostra, perché l'arancia in Sicilia, in realtà, nella Valle della Ribera e di Sciacca, ci sono da un paio di 100 anni, non è da tantissimo che ci sono. E quindi si usa sempre fare in questo periodo una bella torta con la crema di arancia, non una crema pasticcera, ma proprio una crema addensata con l'amido, un panettone bello morbido, inzuppato con un po' di succo d'arancia, semplice, buono però. Subito Guarda, qualche chilo in più, Luca, l'hai buonissimo. fatta te innamorare, Norma, guarda, basta, va bene, è stato convincente. Poi ci sono altri due dolci di cui volevo parlare, che uno sto cercando di scoprirlo meglio, lo conosco per leggenda, per averne parlato con la mia amica Anna Martano, sono il couscous dolce, che viene fatto ad Agrigento in un convento, soltanto in quel convento, e non è il couscous come quello fatto di pasta di semola. Questo couscous in realtà è fatto con le mandorle, con i pistacchi, sono una specie di incocciatura viene fatta, quindi ha una consistenza simile al couscous, ma in realtà è dolce. È diverso. Ci sono dei pezzettini di cioccolato, è un dolce molto interessante, ne ho sentito parlare, infatti sto cercando molto calorico. Il problema, Gianluca, perdonami, è che col tempo purtroppo diversi piatti, diversi dolci si sono persi, anche perché il gusto cambia della gente, ovviamente. Perdonami, ci tenevo a dire questo. E questo couscous si dice che è dal 1300 che lo fanno in questo convento. È vero, è vero. La ricetta è inarrivabile perché soltanto le suore la conoscono e soltanto le suore lo fanno e non lo danno a nessuno. È un altro dolce molto strano, dal nome molto strano, sembrerà un po' strano, che si fa a Ribera, è la frocia. La frocia un attimo, è chef, che qui c'è un commento relativo al couscous. Ottimo anche il couscous dolce del convento delle suore di clausura. Sì, Andrea Geriri. Dicevo, questo dolce frocia è una frittata di ricotta, primo sale, cannella, cioccolato, che si usa molto qui a Ribera. Il nome frocia, che oggigiorno diciamo, non è un termine bello da utilizzare, ma viene da una parola spagnola froxa, che vuol dire appunto frittata. Perché come ben sapete tantissimi del nostro linguaggio, tanti termini del nostro linguaggio siciliano vengono appunto dallo spagnolo, dal francese, dall'arabo. Sono contaminati, sì. È vero. Gianluca, una cosa importante, prima che il tempo sia nostro nemico e cominci a farci fermare un po', ma cosa porterai a tavola per Natale? Nella tua tavola? Nella mia tavola, probabilmente la pancia. Perché la mia suocera, mia moglie e mia nonna sicuramente non cucinerò, purtroppo, perché mi piace cucinare. Però una cosa che mi piace portare appunto sono i cardi in pastella, che è una di quelle tradizioni nostre siciliane. E in questo periodo carciofi, cardi, questo è un piatto che se vorrei portare, lo porterei questo piatto qui, con un po' di salmoriglio, con tanto aglio, tanto a Natale siamo tutti parenti e amici, quindi l'alito ce lo dimentichiamo. Apprezzo moltissimo tua suocera e tua moglie che non ti fanno cucinare, perché onestamente hanno capito tutto, perché rovineresti il Natale, se no. Bene, cari chef, si sta avvicinando la chiusura. E magari chef Mariano, se hai voglia di fare qualche altra domanda all'altro chef Gianluca Interrante,
e poi così completiamo. Sì, io ho un'altra domanda che voglio fare a Gianluca, è una domanda molto legata al territorio. Gianluca, a bruciapelo, cosa faresti per la tua terra? Beh, cosa sto facendo per la mia terra? Per la mia terra io sto, come ti ho detto l'ultima volta, sto fondando una scuola, ho fondato una scuola di cucina qui a Sciacca, Bravo. appunto, e questo ho già dei collegamenti con diversi tour operator in America, in Nord Italia, a Palermo stesso, e l'obiettivo è quello appunto di far conoscere Sciacca all'estero, far conoscere i nostri prodotti, la nostra cucina. Io, come ben sai, ho vissuto 10 anni in America, quindi l'inglese lo parlo abbastanza bene e riesco a comunicare bene i concetti e la passione che ho, perché bisogna anche saper comunicare i concetti ai Certo, turisti. certo. Quindi quello Si può che sto facendo, che voglio fare è proprio questo, si può cioè far essere bravissimi conoscere. chef, si può essere bravissimi chef, ma purtroppo è importante anche poter tramandare e comunicare il sapere, perché è Certo, certo, importante. assolutamente. Va Beh, bene, come Quindi fate un po' voi? Come fa anche la cucina dei passiamo, ricordi? passiamo la nostra parola adesso a Norma, perché mi sa che ci sta buttando Sì. fuori di casa. Siamo No, arrivati. no, sono contentissima di avere qui lo chef Gianluca Interrante e poi sempre lo chef Mariano Carbonetti che sarà ogni Grazie a lunedì con te, Norma. noi, ma oggi chiudiamo la puntata con Allora, i saluti. Norma, perdona. Sì, niente, volevo fare i saluti insieme allo chef Gianluca, che poi a cui darò la parola per chiudere e fare anche i suoi saluti. Volevo intanto ringraziare per questa, ripeto ancora una volta, il dottor Sutera per questo riconoscimento che mi è stato attribuito, a cui e che anche Gianluca sa benissimo il valore di questa cosa. E poi consentimi, voglio dare un grandissimo abbraccio a Katiuska Falbo, perché in queste puntate che hanno preceduto la tua presenza mi ha insegnato tanto e a cui sono rimasto veramente legato, una persona squisita, una persona eccezionale. Ciao Katiuska, grazie, grazie a tutti voi. Salutiamo anche da parte nostra tutto lo staff di Io Compro Siciliano, alla regia Paolo Gatto, tantissimi Facciamo saluti fare a i Katiuska. saluti a Gianluca, facciamo fare i saluti a Gianluca. Prima di tutto voglio ringraziare Mariano per avermi coinvolto in questo progetto, che mi sta dando anche l'opportunità di studiare un po' di più, perché la cucina è cultura, la cucina è studio. Infatti proprio questi giorni, sapendo che dovevo parlare con te, faccio un po' di ripasso, ho ripassato un po' perché alla fine bisogna farlo, lo studio è importante, non si nasce imparati. Non si finisce mai. Condivido quello che dici tu, perché quando devo confrontarmi con professionisti del tuo calibro, anch'io lo faccio, quindi stai sereno. No, non c'è niente di male, alla fine bisogna studiare, ma questo, sai, quando hai gli stimoli come quello che mi stai dando tu, mi aiuta a studiare di più. Ringrazio anche il dottor Sutera per avermi dato questo riconoscimento e voglio ringraziare Norma per essere stata un'eccellente conduttrice, per la prima puntata soprattutto. Spero di averti trattato bene. Ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, cari chef. Vi ricordo l'appuntamento di domani con Nutrizione e Benessere e l'appuntamento a lunedì prossimo con lo chef Mariano Carbonetti e la rubrica La cucina dei ricordi. Vi saluto. Grazie. Ciao amici di Io Compro Siciliano. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Grazie Gianluca, grazie di cuore. Grazie a voi, ciao. Anzi, dico al mio 3, gridiamo Io Compro Siciliano. 1, 2, 3. Io compro Siciliano.